La situazione nelle 350 RSA venete sta diventando tragica. Da tempo si segnala una fuga di personale alla ricerca di contratti a condizioni migliori. Il Veneto è l'ultima regione che non ha fatto la riforma delle IPAB, per cui è necessario anche lì che si pensi di riorganizzare il sistema cercando di razionalizzare la spesa, ma non tagliando sempre su quelli che sono i costi del personale, perché all'interno di questi servizi la mission è quella dell'assistenza alla persona e l'assistenza alla persona si fa con le persone, non se le fa con le macchine e non si fa con altri sistemi. I sindacati chiedono un contratto unico di settore, quello della sanità pubblica, per normalizzare il sistema. Svantaggi anche retroattivi. Dal 2008 vengono richieste indietro le festività pagate, che ora non vengono pagate più. Stiamo parlando di persone che prendono 1.000 euro al mese e devono dare indietro dai 4, 5, 6, 7, 8.000 euro per queste festività che hanno lavorato, sono stati pagati e adesso vogliono indietro i soldi. Intanto si tampona assumendo personale dalle regioni del Sud Italia e anche dall'estero, personale che spesso va formato.